Ben ritrovati gentili telespettatori con l'informazione su Canal Furlan, subito le notizie. Viale Venezia anche recentemente un incidente, quindi cosa succede in questa via? Cosa andrebbe fatto? Sicuramente dovrebbe essere cambiata quantomeno la viabilità. Vediamo auto che sfrecciano a piena velocità. La strada cittadina, dove noi sappiamo che ci sono i 50 km orari, si potrebbe dire benissimo che qualche macchina sopra anche doppiando la velocità, ecco. E ci sono dei rischi anche per le attività perché voi siete a ridosso della strada? Vabbè, sicuramente. Guardi, io le dico soltanto un episodio di tipo qualche mese fa. Una macchina nel tragitto qui nella zona veicolare dove passano le bici, oppure la velocità sostenuta di massimo di 30 km orari, la macchina si è capovolta e è andata a finire sui bidoni addirittura della spazzatura, ferendo alcune persone, e so che ha provocato danni a 3-4 autovetture in parcheggio. Quindi pensi lei se in quel momento passa qualcuno, ecco, qualche pedone. La via è molto trafficata in qualsiasi momento della giornata? Sì, è molto sostenuta, sì, la viabilità. E per quanto concerne il rumore? Abbastanza, i rumori sono abbastanza, sì, si sentono forti, sì. Vi siete mai rivolti all'amministrazione per segnalare possibili interventi correttivi? Io personalmente non l'ho fatto, però so che persone che abitano qui nei paraggi l'hanno fatto, sì. Esposti e cose varie. So, almeno per quello che ho sentito dire, sì, ci sono stati. Sono a rischio soprattutto pedoni e ciclisti? Pedoni, tanti pedoni. È successo anche recentemente, investimenti e cose varie, sì. In Viale Trieste ci sono anche problemi per i fornitori che devono portare poi la merce da una parte all'altra della strada. Abbiamo problemi a far parcheggiare le persone che devono venire a portarci il materiale. Diciamo che su tutto quanto il viale, con la presenza della pista ciclabile, sono venuti a mancare tutto quello che poteva essere i parcheggi, diciamo, riservati a carico-scarico del materiale che serve a noi per lavorare, e quindi i nostri fornitori, quando devono venire a consegnare materiale, sono costretti a parcheggiare su un marciapiede, con disagio per i ciclisti, per i pedoni, però non possiamo fare altrimenti. Viale Trieste, come vanno le cose a livello di commercio? Direi piuttosto male in generale, a parte la crisi, voglio dire, ma anche proprio sì, c'è un sacco di traffico, qui parcheggi inesistenti, proprio guardi le macchine anche adesso, sono tutte parcheggiate dappertutto, insomma, ecco. E poi c'è la pista ciclabile che è veramente piuttosto pericolosa, l'uscita dai portoni è il rischio di prendere sotto qualcuno ogni volta proprio. Viale Trieste, i commercianti lamentano il troppo traffico, cosa succede oramai da anni? Il traffico come città è aumentato, in più non ci sono più i parcheggi, avendo fatto la pista ciclabile su ambo i lati, e quindi comporta un rallentamento anche del traffico, ma soprattutto la mancanza di parcheggi anche per noi commercianti. Ripercussioni dal punto di vista economico? Naturalmente, non potendo la gente fermarsi e acquistare, tira via dritto e noi non ci dà la possibilità di lavorare. Avete segnalato il problema all'amministrazione, cosa vi hanno risposto? Già quando avevano iniziato a fare la pista ciclabile si era detto di farla in mezzo al viale tra gli alberi e non occupare una terza corsia che è indispensabile per una città. Anche se la regali, a noi su vuoi dire per lui, ma comunque la serietà. Vei capire.
Fiera dei Santi 2014, siamo qua con la padrona di casa al volo. Allora è stata una bellissima serata per iniziare. Sì, siamo contenti, non ci aspettavamo tutta questa presenza a questa nostra serata, speriamo che le prossime si ripetano allo stesso modo. Livignano risponde sempre presente. Sì, siamo gente molto calorosa. Calorosi, ma soprattutto anche portare la gente, no? Per conoscere. Sì, infatti anche gli esercenti sono stati tutti hanno collaborato molto nell'organizzare eventi in relazione a questa manifestazione. Perfetto, ti lasciamo andare al lavoro. Bene, grazie. Vediamo la signora molto divertita. Vediamo la signora molto divertita. Sì. Mangiato bene? Sì, mangiato bene. Certo. Cosa ha mangiato di buono? Una bistecchina? No, ho mangiato salsiccia, La salsiccia e polenta. Polenta che Formaggio. è un buon bicchiere di vino, ci vuole. Sì, ho preso birra. No, la birra che fa male la birra. Perché sennò la cavalla non sei zelante. Eccoci qua. Vediamo il signore qua, lo vedo molto divertito, contento. Contentissimo, Una bella serata. anche se sono appena arrivato, comunque la sera. Poi vedo che insomma il colpo d'occhio c'è. Beh, chiaro, no? Sposato? No, ho la compagna. A parametro zero. Tutti amici, non A c'è... parametro zero. potete riprendersi che non c'è problema. Complimenti, buona serata. Giuliana Toso, bellissima enoteca la sua. Siamo nel bar più in di Rivignano, il bar della Noemi Campbell. Cosa vi devo dire? Ho appena chiuso. Il vino è buono. Il vino è discreto. Lascia un po', insomma, no? Qui bisognerebbe fare un piccolo appunto. Da Coppa UEFA. No, come la Coppa UEFA, no. Vabbè. Lei c'è quello da Coppa dei Campioni, no? Quello da Coppa dei Campioni, esatto. Adesso faremo un po' di scuola alla Noemi riguardo. Devono imparare. L'amica. Non volevo farla sfigurare, allora ho detto mi sposto, no? Mi sono spostata. Una R molto importante. Un R voto particolare. Molto particolare, ma lei mi supera. Lei lavora? Io lavoro fuori Rivignano. Lei lavora fuori Rivignano, però abbiamo capito che la sua particolarità è questa. Anche la sua? È molto particolare. Ah sì, anche a lei manca la R. Abbiamo anche il sindaco dei giovani, presidente del consiglio giovanile. Sì, sono venuta anch'io alla festa per mangiare. Da brava sindaca dei giovani sei a vedere un po' come vanno. Sì, tutto bene. Questi rivignanesi teoresi si stanno sposando bene. Sì, tutto a posto. È stata riconfermata? Sì, ancora fino a dicembre. Bene. Sì. Che provvedimenti farà in questi ultimi 2 mesi del suo mandato? Faremo delle nuove cose per la scuola, per adesso abbiamo organizzato un concorso fotografico ultimamente. Bene, complimenti e auguri. Grazie. Vedo che anche la signora è contenta. Contentissima. È una bella festa. Sì. Solare, diciamo. Molto solare, sì. Merita. Sì. C'è anche il già vice sindaco contento. Anche il già vice sindaco contento. Già vice sindaco. Contento. Certo, sono appena arrivato, comunque certo. È il modo migliore per aprire. Guarda in camera che è meglio. È il modo migliore per aprire la nostra tradizionale Fiera dei Santi. La signora bionda cosa dice? Contentissima. Una bella serata. Bellissima, sono molto bravi infatti, stavo appunto commentando. La signora cosa dice? Contenta della serata? Bene, ma non sento niente. No, ho detto contenta della serata. Bel modo anche per approcciare i giovani. Aspetti. No, aspetti, è al contrario. Andiamo a sentire i signori qua, questa sera inizia la Fiera dei Santi, come sta andando? Insomma, la prima serata. Come prima serata. Siamo venuti a montare il banco o prima serata? Allora, dell'olio. Siamo venuti con l'olio novello di qualità taggiasca perché abbiamo delle... Arma di Taggia? No, è proprio un tipo di oliva che si coltiva solo ed esclusivamente in provincia di Imperia. Seghe, come va? Benissimo, grazie. La vediamo in un posto particolare. Molto particolare. Perché particolare? Beh, ditemi voi perché è particolare, è un bel cioccolatino gigante. Senta, cosa ci propone qua questa sera? Ma l'olio del mio frantoio che si trova a Corato è un olio stupendo perché deriva da oliva coratina
per fare una bottiglia di quella roba lì da litro ci vogliono circa 23 kg di olive. Quante ore di lavoro? Diciamo che il lavoro lo fa più che altro la pietra che ti gira. Senti come sta andando? No, sta andando bene, anche se solo giovedì c'è molta gente qua, insomma promette bene, il tempo sta aiutando e speriamo che continui. Insomma, ci sono ancora dei giorni per poter venire a visitare questa bellissima fiera. Sì, c'è venerdì, c'è sabato. Vediamo qua il chiosco del Real Sella. Qua siamo una serata un po' così, un po' tiepida rispetto, però aspettiamo dopo. Tipicamente autunnale. Sì, molto freddo e questo secondo me sì, fa il suo e comunque aspettiamo domani che abbiamo il grande galà. Udine Buie, vieni qua. Buongiorno nostro, ciao, come stai? Bene, lei? Bene, bene, siete tornati alla festa dei Santi di Rivignano. Visto che si dice non scherzare con i santi ma gioca con i fan. Esatto, infatti noi siamo qui, con i santi non scherziamo, fino a siamo i numeri uno. Esatto. E dopo ci scherziamo alla grande. Senti, questo chiosco per dire che il Real Sella si sta preparando bene anche al prossimo campionato. Sì, diciamo che il campionato è iniziato, non sta andando alla grande. Non ho presentato io la cosa. Beh, esatto. Succede. È vero, abbiamo cappellato. Si può dire, Che autorizza. Abbiamo detto anche di peggio, mi sembra dalle ultime. Sì. Non sappiamo, allora, sta andando bene questa prima serata? Poteva andare meglio. Diciamo che questa sera è più tranquilla rispetto alle altre. Possiamo dire un preliminare. Sì, un preliminare rispetto. Speriamo con domani sera, che è venerdì, che è vigilia, che la gente esca. Salutiamo anche l'amica di Teor, buonasera, come andrà? Bene, lei? È contenta? Felice? Felice e contenta? Sì, ecco. Come primo giorno alla festa della birra bisogna essere presenti, bisogna no? essere presenti e sempre marcare viso, non marcare viso. Mai, ecco. Bene. Ma sta andando? Cosa devo dire? Mi sei venuto qua all'improvviso! Al convegno, insomma, l'importante è fare qualcosa per la comunità. Sì, la Fiera dei Santi è iniziata con questo interessante convegno sulle 3 religioni monoteiste, come si pongono di fronte alle sfide della modernità. È un evento di alto valore sia culturale ma anche simbolico, perché in periodi nei quali altrove i fanatici sostenitori di alcune religioni si confrontano con la forza, qua invece hanno dialogato in amicizia e in pace. E poi è iniziata anche la fiera, insomma il primo giorno, speriamo che sia una 4 giorni intensa e di tante attività e di tanto divertimento. Insomma, noi cerchiamo di realizzare questi redazionali per portare più gente possibile nel territorio. Certo, per riscoprire antiche tradizioni e riviverle, e anche per valorizzare il territorio. E questo è un nostro sostenitore. Questo l'abbiamo beccato 2 ore fa. Sì, il sostenitore Colovati di Teor. Colovati che fa il terzino al mediano, non si sa. Ha un grande trascorso calcistico, al pari del suo omonimo, altrettanto famoso, diciamo così. No, a parte gli scherzi, è una fiera che affonda nella tradizione delle sue origini e noi la dobbiamo riscoprire e rivivere anche in chiave moderna. Speciale quello di Canal Furlan, dedicato proprio in questa 4 giorni della Fiera dei Santi. Sì, è partita. No? Hai già tagliato abbiamo già tagliato. Hai fatto con la bandiera, no? Abbiamo fatto con la bandiera. Come a Monza, no? Abbiamo dato il via, è partita molto bene, il tempo ci sta dando una mano finalmente. È una cosa importante. È una cosa molto importante perché le feste di strada, le feste di piazza. Vediamo il segretario che lui, vedete, guardate, sembra, vi ricordate quando c'era Mai Buongiorno, e il signor No? Lui è Ludovico Peregrini. No. Sei più Sabino Zuffini o Ludovico Peregrini? Non mi sbilancio. Adesso becchiamo subito il Gildo al volo. Ma sempre voi il giro. Dove c'è la banda? Facciamo un ripassino. E la banda passò. Ecco, è qua. Sax soprano.
Simpatica ragazza, viene da? Bagnarola. Bagnarola di Sesto Arregra, provincia di Pordenone. Giusto. Come mai? Sono nella banda dello Stella. Complimenti. Che strumento suona lei? Il flauto traverso. Come mai? La sua passione musicale. Da sempre. Sì, tantissimo. È una bellissima festa. Una serata stupenda. Conferma anche lei? Tantissimo. Abbiamo gli amici del Velo Club di Rivignano, come stanno? E lui l'ha detto. Dov'è? Lui. Come sta andando? Cosa devo dire? Le sperle che non si sente. Ciao di dirti, Dio santo. Basta. Alla questo? Tutto a posto? Sì. Siete contenti? Bellissima serata? Il sindaco è qua dietro. È un po'. Poteva dare un po' più di finanziamento. È un po' moscia stasera. Un po' moscia. Un po' moscia, ma speriamo domani. Domani. La signora usa il mattarello, non ci fidiamo. No. Cosa sta facendo di bello? Piadina romagnola. Piandenne dall'intervista con Terenzani. Insomma, doveva essere. Io gli avevo detto un'altra roba, però insomma... Doveva esserci più tempo, 3 minuti, alla fine è stato 1 minuto, io ho fatto solo le premesse. È stato veloce. Ma sono riuscito a dire che la festa è una grande festa. Certo. Ma lei prende Capodistria? Prendo Capodistria, sì, ogni mattina. A colori? Sì, coloratissima. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. E con questo è tutto per quanto riguarda l'informazione su Canal Furlan, che si chiude qui. Come sempre grazie a voi per l'ascolto e soprattutto restate con noi perché come sempre abbiamo in serbo numerose novità dedicate a voi. Grazie ancora per l'ascolto, arrivederci.